Il problema, rispondendo a quella signora lì, il problema è che gli interessi sono i loro e i loro interessi sono esattamente il contrario degli interessi del popolo italiano. È palese come il sole, cioè non ci vuole niente a capirlo. Questo è il problema. Appositamente ho voluto due giovani e due non rappresentanti del Parlamento attuale. Prima di farvi vedere l'intervista a Beppe Grillo, Taverna, le domando questo. Il gioco è arrivato a questo punto perché lo avete in un certo senso comandato voi, perché tutto parte dalla vostra richiesta di avere il voto palese, giusto? Sì, tutto dipende da noi, questa volta con grande gioia lo dico. Dipende dal Movimento 5 Stelle, se nel Parlamento è entrata la trasparenza, se vengono finalmente rispettate le leggi, perché ricordiamo che qui non si sta parlando di una singola persona, si sta parlando di far rispettare la legge Severino che prevede la decadenza immediata qualora non si abbiano più i requisiti. Una condanna a 4 anni per frode fiscale penso che sia un requisito più che sufficiente per non essere un appartenente al Senato della Repubblica Italiana. Quindi complimenti questa volta, me li faccio da sola al Movimento 5 Stelle, sia per la decadenza che ancora però non è stata calendarizzata. Stiamo sempre aspettando che il Presidente Grasso la calendarizzi. Appunto, non è che all'ultimo momento vi fregano e vanno in buca tutte le altre controproposte? No, quali controproposte? E quelle per esempio di tornare al voto segreto su Berlusconi? Non c'è questa possibilità. Non c'è? Io sono contenta anche di essere una portavoce non solo dei cittadini fuori ma anche di quello che succede dentro ai cittadini che a volte subiscono una disinformazione da parte dei stessi politici. Il voto che è stato espresso oggi dalla Giunta del Regolamento sancisce in maniera inequivocabile che nel caso venga chiesta una differente valutazione sulla decadenza di Berlusconi, tale valutazione sarà fatta con voto palese. Abbiamo anticipato i tempi, noi siamo abituati come cittadini a prevenire invece che curare, quindi che il senatore Berlusconi doveva essere votata la decadenza già era stato deciso un mese fa. Come si dovesse votare è stato deciso dalla Giunta, quindi 20 senatori possono solo chiedere che venga scelto se o non farlo decadere, ma che la scelta sia con voto palese ormai è inequivocabile. Allora sentiamo Beppe Grillo al microfono di Martina Proietti in questa intervista esclusiva che ha rilasciato alla Gabbia. Non suona più la chitarra. Era fantastico. Passava dalla fame nel mondo a I gotta wanna fantastico. Ma io non so come fanno a resistere qua. No, ma poi incontri, magari ti giri, non ci pensi, incontri Brunetta, incontri la Finocchiara. Ci siamo guardati. Ci siamo anche piaciuti, anche fisicamente un pochino, perché mi guardava come dire, però io capisco quelli che mi guardano così perché sono abituati a vedermi o in televisione o sui giornali, la foto più normale che ho è così da mostro, allora mi vedono normale e mi guardano come dire ma lei è normale, non dice neanche una parolaccia, quindi è vero, sono normale e non dico parolacce. Allora, se tu guardi questa cosa qua, questa è una cosa che il Movimento 5 Stelle fa come democrazia diretta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima di approvare una legge, quando i nostri parlamentari l'hanno scritta, la mettono su questa applicazione qua. Sì. Cioè vai sul blog, vai lì e gli iscritti del Movimento 5 Stelle possono integrare, correggere, criticare e integrare la legge. Questa è la democrazia diretta. Questa assolutamente sì. Il Movimento 5 Stelle metterà in stato d'accusa il Presidente Napolitano. Con quale motivazione? Sì. La motivazione è che non è un Presidente, è diventato un funzionario di una parte politica del Paese, una parte politica, di una parte di partiti, dove noi 9 milioni di persone, di cittadini, non siamo stati né invitati né mai a parlare di situazioni decisionali, niente. È come se noi non fossimo mai esistiti. Da quando c'era Bersani che veniva a fare scouting, non si rendono conto che noi siamo il primo movimento in Italia e devono parlarci, ci devono rispettare, dobbiamo avere una dignità. Ora possiamo sembrare così dei cosa ha fatto Napolitano? Beh, si sono riuniti prima, si sono riuniti in 3, in 5, senza avvisare nessuno del Movimento 5 Stelle per determinare delle regole della legge elettorale.
Quindi è una roba che non sta in piedi. Quindi noi abbiamo preso la nostra decisione di avere questa visione, di avere un altro presidente, di avere un'altra concezione della presidenza della Repubblica, che non può avere quei poteri lì, che non può raddoppiarsi la carriera, che non può nominare senatori, che non può essere il presidente del Consiglio della magistratura, che non può essere capo delle forze armate, che non può sciogliere un altro tipo di presidente con molti meno poteri. Quindi l'impeachment è su di lui perché sì, ha deviato da quello che è lo Stato di un presidente, cioè lo Stato del presidente deve essere super partes, al di fuori, deve essere il presidente degli italiani, e per conto nostro, per conto mio, per conto di tutti abbiamo deciso che non è il nostro presidente, ma un presidente di una parte politica del paese, non dei cittadini. Quando verrà presentato? Appena saranno pronti chieda ai capi del Senato e della Camera. Grazie. Ciao. Taverna, quante responsabilità ha Giorgio Napolitano sulla situazione attuale e sull'impasse che stiamo registrando? Ma le responsabilità dipendono da come ci sentiamo in qualità di opposizione, ma più che altro in qualità di rappresentanti di 9 milioni di elettori, come ci siamo sentiti un po' trattati. È difficile accettare che una legge elettorale venga decisa in una stanza con 3 capogruppi che rappresentano la maggioranza, anche se io comincio a chiedermi come mai Scelta Civica venga ancora considerata parte della maggioranza, non rappresenta più nessuno, e vengano chiamati solo in seconda battuta personaggi importanti come può essere un movimento, quello del 5 Stelle, che proprio perché ha fatto un'accusa e ha detto ma non si fa così, viene chiamato in seconda battuta per dirci poi cosa? Allora la legge elettorale va discussa in Parlamento. Il presidente Napolitano aveva la possibilità di parlare alle Camere, di chiedere che aveva intenzione di discutere questa cosa e poi anche farlo in maniera separata. Questo è un atteggiamento che non ci garantisce che il Presidente della Repubblica è a oggi super partes. Quindi voi non vi sentite garantiti? Non ci sentiamo garantiti, ma Peter, deve sentirsi garantito il popolo italiano. È stato imbarazzante quello che è accaduto alla Camera dei Deputati, dove il premio Nobel San Suu Kyi doveva essere ricevuta dal Presidente della Camera Boldrini. Intanto stiamo vedendo le immagini. Io non so che cosa avesse di più importante in quel momento da praticamente trasgredire il Galateo, perché non è andata a prenderla neanche nel luogo adatto, istituzionalmente parlando, ma poi l'ha fatta aspettare tantissimo, dice l'Espresso nel resoconto dell'incontro, l'ha fatta aspettare. Stiamo parlando di un premio Nobel di cui si è parecchio parlato, con una storia molto intensa. Fa specie che proprio la Boldrini... Il Parlamento europeo è stata totalmente diversa. Ma fa specie che proprio la Presidente Boldrini, abbia mancato nei confronti della San Suu Kyi. La tutela delle donne. Allora, tra l'altro sul tema delle donne, su tantissimi temi che questo vertice, questo incontro comportava. Taverna, cosa accade alle istituzioni che si allontanano sempre di più? Voi avete accusato Napolitano, qui c'è la Boldrini. Noi speriamo che accada qualcosa. Speriamo che le istituzioni si allontanano al punto di andare proprio alla deriva, lontano da questo paese, lontano dai cittadini, perché ormai non sono più di servizio per nulla e per nessuno. Le istituzioni in questo momento non sono rappresentate, c'è un Parlamento che è completamente snaturato da quelli che sono i suoi poteri, c'è un Presidente della Repubblica che sta dimostrando di non essere super partes, c'è un Senato che deve votare deve applicare una legge e si parla di nuovo di crisi di governo. Quindi mi dica lei, se non siamo noi il cambiamento, veramente l'Italia sta messa male, perché quello che c'era e quello che continua a rimanere dentro le istituzioni è veramente poca cosa, guardi. Nei fuori onda delle trasmissioni spesso si nascondono delle verità che altrimenti non verrebbero dette. E quando poi vengono mandati in onda, sono anche cliccatissimi in rete, i politici non fanno una bella figura. Vediamo cosa è successo e cosa ha catturato Striscia la Notizia.
Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. Guarda, io in 5 anni a Torino, in consiglio regionale, non ho visto la gnocca. Ero nel PD io. Non ho visto la gnocca che ho visto qui in 6 mesi, in 5 anni. Allora, perché poi ci deve lasciare Taverna. Intanto questa è scelta civica di Monti, complimenti a Monti per avere scelto le sue migliori teste nel paese. Non capita soltanto a Di Pietro sbagliare. Non era una migliore testa, era uno sfigato, perché uno che ha bisogno di andare a Roma, gli dice di essere single, per vedere qualche ragazza, voglio dire, si deve far guardare allo specchio e farsi qualche domanda. Comunque, Taverna, onestamente voi frequentate molto il mondo della rete. Quando poi la rete trova filmati come questi, addio, proprio si scatena, perché c'è la possibilità di guardare al di là delle battute retoriche o del politicamente corretto che si dice davanti ai microfoni, davanti alle telecamere. Vede, dottor Paragone, è proprio un pochino per questo filmato che abbiamo visto quello che si diceva delle istituzioni che sono sempre più lontane. Noi siamo entrati là dentro perché avevamo bisogno di ridare credibilità alle istituzioni. Le sentivamo come cittadini lontane e abbiamo ritenuto opportuno entrare nelle istituzioni per riappropriarcene in qualche maniera. Si dice che il movimento... Ci siamo dentro da un bel po'. E infatti ci stiamo lavorando nelle istituzioni, stiamo lavorando a vantaggio di cittadini. Mi permetta di ricordare alcune cose che di solito vengono dimenticate o forse si tende a farle dimenticare. Non solo i 42 milioni di finanziamento pubblico ai quali abbiamo rinunciato, e non è stata la scelta fatta dalle altre posizioni dei partiti che hanno dimostrato poi quali erano veramente i loro intenti anche quando parlano di legge elettorale. Non solo, il Movimento 5 Stelle ha presentato adesso il disegno di legge per il reddito di cittadinanza, stiamo lavorando su quella che è la legge di stabilità e io ho visto all'inizio, lei ha fatto un piccolo pezzone sui malati di SLA, io sono in Commissione Sanità, abbiamo visto sarà il per il servizio fondo... che dopo vedremo, totalmente. Sì, mi permetto solo di anticiparle che sono stati dati 250 milioni per il fondo sulle autoinsufficienze ed è una quantità di soldi veramente limitata. C'è la SLA, ci sono moltissime malattie rare sulle quali non si presta attenzione e io le voglio ricordare che basterebbero 20 milioni per consentire a questo Paese di effettuare dei screening neonatali per le malattie metaboliche che consentirebbero veramente di salvare delle vite e di rendere dignità a delle persone che oggi le vedono le proprie vite distrutte solo perché abitano in delle regioni differenti. In Toscana vengono fatti su 40 test, in Campania vengono fatti su 3. Esistono dei problemi, anche per tornare su quello che è stato il dibattito iniziale. Sì, probabilmente il voto sulla decadenza di Berlusconi non risolve i problemi di questo Paese. La trasparenza però li può risolvere. Allora ringrazio Paola Taverna. Grazie a lei. Entriamo nel...